Ciao a tutti, bentornati su Expat Experience. Oggi vi racconto la storia di vita all'estero di Massimo. È una storia che parla soprattutto di Lisbona, del Portogallo, parla di studio, parla di teatro, parla della vita degli italiani in questa capitale. Questa storia è interessante perché parla di ricordi, parla di rimettersi in gioco, parla di sentimenti e parla anche di opportunità che la vita ci mette davanti e che qualche volta dobbiamo essere bravi a cogliere. A presto per un'altra Expat Experience. Buongiorno, Buongiorno. oggi intervisto un amico, Massimo Milella, perché ho trovato interessante della storia di Massimo il fatto che Massimo abbia fatto un'esperienza di espatrio quando era studente in Erasmus a Lisbona, in Portogallo, Esatto, e che abbia poi rivissuto una nuova esperienza di espatrio a Lisbona, in Portogallo, da studioso, ricercatore e comunque in una epoca, diciamo, adulta della sua vita. Quindi benvenuto Massimo, grazie, grazie per grazie. aver voglia di raccontarci la tua storia. Allora Massimo, ci vuoi raccontare perché tornare a Lisbona oggi? Allora, intanto grazie dell'invito perché non solo perché è un piacere farlo, perché mi piace l'idea di questo format, ma anche perché è utile no, ripensare alle cose della propria vita per mettere insieme qualche puntino, perché se nessuno te lo chiede non ci rifletti abbastanza. Quindi grazie a prescindere. Perché Lisbona oggi era la domanda. Io sono tornato a Lisbona, come hai detto tu nell'introduzione. Ho fatto un periodo da Erasmus lì nel 2003, avevo 23 anni. Ci sono tornato nel 2021, quindi non esattamente 20 anni dopo, ma quasi. Adesso, quindi quando ci sono tornato avevo 41 anni, quindi avevo superato la soglia dei 40 ed ero una persona diversa. Ci sono tornato per iniziare un dottorato in studi teatrali all'Università di Lisbona. Eh, Perché tornarci? Ovviamente è una domanda che apparentemente è semplicissima, ma richiederebbe una risposta forse troppo lunga per i nostri tempi. Sicuramente perché sentivo che era il momento giusto di tornarci. Per esempio, primo punto che voglio condividere, non sono mai tornato a Lisbona in mezzo. Quindi in questo frattempo non ho mai neanche pensato di voler tornare a Lisbona perché avevo il timore di ritrovare una città diversa da quella che avevo lasciato. Timore poi confermato dalla realtà, ma soprattutto avevo il timore, in realtà, poi col senno di poi ragionandoci, di essere io troppo diverso. Quindi non che la città fosse congelata nei tuoi ricordi, Sì. ma che tu nel frattempo evolvendo non ti ritrovassi a tuo agio forse in Sì, quella città. non mi sono soffermato con questa profondità su questi pensieri nel frattempo, ma quando poi ci sono effettivamente tornato, ho capito perché non c'ero tornato prima. Perché io ero cambiato, Lisbona era cambiata e dovevamo conoscerci di nuovo. Ci sono tornato perché volevo, giusto per risponderti, no, perché sì, il motivo pratico è questo dottorato, ma in realtà è perché volevo riconnettere vari passaggi sospesi, interrotti della mia vita. Lo studio, la ricerca universitaria, che è una cosa che mi ha sempre interessato molto, il teatro, che è una cosa che con tante difficoltà sono riuscito sempre a portare avanti qualsiasi altro lavoro facessi, e naturalmente Lisbona, che era il passaggio fondamentale della mia giovinezza,
e che però è durato solo qualche mese. Perché tu, allora, Massimo è laureato in lettere classiche, in Italia all'Università di Parma. Dopodiché tu nella tua vita hai lavorato nel teatro come assistente alla regia, diciamo, hai collaborato con diverse realtà teatrali di diverse città, Sì, a Roma, a Genova e così via. Quindi, e anche hai avuto altre attività professionali. Nel momento in cui tu, sei riuscito a realizzare delle circostanze che ti permettessero di tornare allo studio, hai colto l'occasione di farlo. esatto. E quali sono queste circostanze, diciamo rapidamente per dire quali sono le cose che ti hanno permesso di intraprendere un percorso di dottorato? Sì, il punto centrale, l'hai centrato giusto, no? Ci vogliono le circostanze per provare a realizzare i propri sogni, no? E i sogni hanno sempre bisogno di una superficie su cui planare, no? E, nel mio caso le circostanze sono state rese possibili soltanto nel momento in cui sono entrato di ruolo nella scuola. Quindi ho fatto abilitazione, concorso, e quando sono riuscito a superare lo scoglio, no, di tutto il precariato e ho amato anche moltissimo questo lavoro, ho scoperto che c'era un'opportunità di prendersi una licenza, un permesso di 3 anni. In realtà non è sempre 3 anni, dipende dalla durata Sì. ufficiale del dottorato, Mh-mh. durante il quale appunto potevo usufruire di una formazione come quella del dottorato mantenendo lo stipendio della scuola, Esatto, quindi un dottorato retribuito. retribuito direttamente dal ministero. Questo è ovviamente molto, apparentemente sembra un privilegio, no? E di fatto lo è, ma non è un privilegio, è un diritto, no? Noi siamo in quell'epoca in cui tra il diritto e il privilegio c'è una Beh, diciamo sottile linea di... che al termine di un percorso così complesso e approfondito restituisci alla scuola italiana un docente che è sicuramente, cioè che ha uno spessore nel suo profilo professionale che non è Assolutamente scontato. sì, anzi in realtà sarebbe l'ideale che questo diritto lo avessero più persone possibili e non soltanto nella sfera pubblica, perché poi il punto è questo, no? Certo. Che togliamo diritti ma che li estendiamo il più possibile anche ad altre fasce. E quindi queste erano le circostanze che mi hanno convinto a dire ok, è il momento di farlo. Okay, e torno proprio a Lisbona. E quindi Certo, adesso torniamo a questa tua vita da expat a Lisbona. sì. Come si vive lì? Come vive un italiano a Lisbona? Quali sono, diciamo, le caratteristiche della vita in questa capitale? Allora, come io ho vissuto benissimo, premessa, sia a 23 anni che a 41. Posso dire quello che magari può essere anche utile da sapere, che ovviamente i miei ricordi di 23enne sono ormai troppo vaghi per poter essere attendibili, ma la mia esperienza concreta di Lisbona non può fare a meno di osservare che la speculazione edilizia e la gentrificazione, poi io uso delle parole, ma Spiegacele. no, vabbè, allora, più che spiegare, basta soltanto dire che a un certo punto ci sono, non solo a Lisbona, ma anche in tantissime capitali europee e non solo capitali, c'è un momento in cui le case, ok, iniziano a essere molto, 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 molto care. Così care che gli abitanti del paese, nello specifico del Portogallo, di Lisbona, non possono più permettersele. Permettersele. Chi se le può permettere? Soltanto grandi investitori o privati, quindi stiamo parlando di persone che hanno un capitale enorme, o addirittura grandi agenzie, grandi imprese che riescono a comprare interi palazzi, eccetera. Quindi tutta l'economia della città cambia. La città diventa erogatrice di servizi, di comfort, di cultura, quindi anche la cultura diventa un bene di attrazione. E Lisbona ha vissuto questa problematica, per cui ci sono ancora gli abitanti di Lisbona
ma sono destinati a sparire o ad allontanarsi in altre zone molto periferiche della città, così periferiche da non essere assolutamente più Lisbona, Sì, in perché un tu certo parli senso. del centro È un storico. centro molto esteso, Mm. perché Lisbona ha un ottimo servizio di metropolitana che copre svariati chilometri e quindi ci si può sentire in centro o vicini al centro a Lisbona, anche abbastanza lontani dal centro storico, Mhm. quindi Alfama, Bairro Alto, tutta la parte della Baixa, che è storicamente il nucleo fondamentale di Lisbona. Però ho conosciuto personalmente tantissimi ragazzi, molto più giovani di me anche, che erano costretti a cercare case dall'altra parte del fiume, per esempio, no, il Tejo. Ehm, E, quindi, però non è che lì dall'altra parte del fiume c'era anche il lavoro, no. Quindi tu abiti lontanissimo, ma poi devi attraversare chilometri, 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 traffico, servizi pubblici che a volte funzionano, a volte meno, per raggiungere il tuo posto di lavoro. Va bene, ti ho raccontato una Lisbona abbastanza contemporanea, quindi con dei problemi reali, ehm, però allo stesso tempo non posso non dirti che quella sensazione che avevo provato a 23 anni di una mescolanza di popolazione, una varietà, un'eterogeneità infinita di stimoli umani, ecco, un'antropologia davvero interessante e davvero bella da starci dentro, da viverla quotidianamente per la strada, è rimasta intatta. Mhm. È rimasta intatta. Questo camminare a Lisbona durante il giorno è un'avventura per gli occhi e ovviamente anche per la lingua quando la pratichi un po', imperdibile ancora oggi. Non so quanto a lungo sarà così, ma ancora oggi io l'ho sentita. Quindi diciamo, per un expat italiano tu hai messo in evidenza le difficoltà, i costi, quindi di trovare soluzioni abitative, che siano la locazione o l'acquisto, perché il mercato è impazzito Sì, sostanzialmente, e poi metti in evidenza comunque gradevolezza, se così possiamo dire, la qualità di una vita nella città che invece offre parecchi stimoli. sì. Ehm, Quotidiani, non per forza Quotidiani. stimoli culturali, ci tengo a dirlo perché poi purtroppo la cultura rientra anche in questo discorso di gentrificazione ultimamente. Invece la vita quotidiana a Lisbona è splendida ed è un qualcosa da provare, da sperimentare ed è qualcosa che ancora cioè, mi resta dentro. Sì, E ti voglio chiedere ancora due cose. Quindi, secondo te, diciamo, dal punto di vista culturale, per un italiano ritrovarsi in Portogallo ha diciamo, delle assonanze con la nostra vita in Italia? Perché così sì, ho nell'immaginario capito. Mm. collettivo il Portogallo è un paese vicino alla nostra Eh. cultura mediterranea. È vero oppure è un falso mito? Vabbè, c'era un libro molto bello che avevo studiato però all'epoca di un geografo, Orlando Ribeiro, si chiamava questo geografo, e il libro era Portugal, Mediterraneo Atlantico Mm. e raccontava appunto delle due anime del Portogallo. Quindi allo stesso tempo io utilizzerei il Mediterraneo Atlantico con quello che hai detto tu del vicino, del paese vicino. È un paese vicino lontano, per cui ha due anime. È vicino per quel che riguarda la parte più mediterranea, sicuramente, ma ha qualcosa di misterioso, qualcosa di riservato, qualcosa come un mistero da proteggere, che è la sua parte atlantica, che è la parte isolata, è la parte di una storia complessa che si è sbloccata, liberata nel 74 con la rivoluzione dei Garofani e poi con la decolonizzazione lenta e graduale che solo adesso, ecco, una cosa che se hai tempo un attimo mi piacerebbe molto dire è che adesso, negli ultimi anni, Lisbona a livello di narrazione, non per forza di teatro, a livello di narrazione, è un posto in cui essere, in cui andare, perché la generazione delle persone che hanno 60 anni, 70, sta iniziando a parlare, sta iniziando a raccontare ai nipoti
e ad altri interessati, storici, studiosi, eccetera, quello che è successo durante la guerra diciamo, di liberazione delle colonie. Mhm. Sono successe delle cose, c'è stata una guerra, ma quella generazione è sempre stata con la bocca cucita, non ha raccontato mai nulla e adesso iniziano a parlare. Quindi è un paese interessante perché inizia a fare i conti col suo passato, ma evidentemente è un passato che può sbloccare un destino diverso per un paese che è stato isolato molto a lungo. Quindi, certo, c'è il pastel de nata, che è buonissimo, certo, c'è la vita quotidiana dei caffè, in cui la qualità della vita è molto, molto piacevole, ma c'è qualcosa di profondo che se tu hai voglia, curiosità e tempo di starci e conoscere e capire, è qualcosa che in Italia abbiamo un pochino perso. Mi ricordo di una storia collettiva che entra nel personale. Noi ci giochiamo un po' a livello retorico, ma l'abbiamo un pochino persa, anche perché l'esperienza della resistenza per noi è lontana. Però posso dire che persone della mia generazione, quindi quarantenni, un pochino meno, un pochino più, insomma in media, è una cosa molto interessante secondo me, italiani, lancio una percentuale poco attendibile, quindi non esatto da verificare, ma su 100 italiani che ho conosciuto della mia età, non ne ho conosciuti così tanti, facciamo finta, ehm, 70 lavorano al call center, 20 occupazioni legate all'università, quindi ricerca, sociologia, perché è appunto un territorio interessante Mhm. da studiare, anche umanamente, urbanisticamente. E poi ci sono professionisti che falegnami, pizzaioli, persone che, insomma, come in tutto il mondo, portano la propria arte e la propria conoscenza. Ma la cosa interessante era il numero di persone che si sono spostate a Lisbona per lavorare al call center, perché Lisbona è diventata come, questo è un mio parere, io non sono uno studioso, non ho fatto ricerche su questo, è quello che è la mia esperienza, è un po' come è stata Dublino nei primi anni 2000, quindi c'è stato un boom di aziende che hanno spostato lì i propri call center e tantissimi italiani della mia età non hanno più voglia di fare carriera, hanno messo da parte tutti gli stress, le pressioni di guadagnare sempre più soldi, raggiungere posizioni sempre più alte e si godono in un certo senso la qualità della vita di Lisbona, che è alta, e ovviamente accettando un lavoro intellettualmente poco stimolante. Penso di non... Mhm. Mi dispiace se questo non fosse vero, ma l'ho fatto, quindi so che cosa vuol dire. E quindi di non fare carriera, ma avere una vita, perdonami però l'aggettivo banale, tranquilla, ma diciamo così. È una dinamica interessante che ho conosciuto solo a Lisbona. Invece l'ultima domanda che io ti volevo chiedere è, tornando un pochino al tuo dottorato di ricerca a Lisbona, però poi tu collabori anche adesso con una università francese, quindi la domanda è che cosa porta uno studioso italiano, un ricercatore italiano a un ateneo straniero, può essere in Portogallo, che può essere in Francia, che cosa porta? Qual è il valore Mm. aggiunto? Innanzitutto metto però un pochino da parte la mia personale esperienza perché Lisbona è l'unica città in cui avrei voluto fare questa esperienza di dottorato, quindi per motivi personali, biografici, eccetera. Ma per rispondere alla tua domanda, credo che pensare in un'altra lingua in generale sia un'attività molto utile per un ricercatore. Avere altre vie di uscita, uscire dalla propria logica, ecco, penso che sia fondamentale nel campo dell'accademia. Quindi, personalmente, anche se avessi avuto un'altra autobiografia, avrei trovato comunque utile fare un periodo all'estero nel campo della ricerca. Quindi sicuramente l'aspetto linguistico è fondamentale. Ovviamente stiamo parlando di... mi riferisco al fatto che è importante conoscere la lingua del posto in cui vai. Quindi, poi, in questo caso a me piace molto il portoghese, è una lingua che ha una bellissima musica, anche il portoghese con tutte le differenze, il portoghese del Brasile, il portoghese dell'Angola, il portoghese del Portogallo, del nord, del sud, è molto ricco
E questo aiuta, secondo me, un ricercatore a ragionare, a uscire dalle proprie scorciatoie. E Ecco. questo è l'arricchimento per te, ma la mia domanda era che cosa tu hai portato? Perché Ah, ok. tu porti qualcosa in questi atenei all'estero? Ah, questa è una domanda interessante che sinceramente non mi ero mai posto, però penso che le università abbiano molto interesse, no, a attrarre dei ricercatori che vengono da fuori. Bisogna collegare le accademie, perché sennò se l'accademia diventa un posto locale, boh, sì, viene limitata, viene limitato. Cioè, il suo campo d'azione deve essere universale, se no non si chiamerebbe università. Questo è fondamentale. Io personalmente ho portato le esperienze, poi essendo il teatro anche un mondo purtroppo molto legato al local, quindi ho portato le conoscenze di un teatro italiano, che comunque ha la sua storia, no? Ha il suo contesto riconosciuto. A percezione si tratta piuttosto delle tue conoscenze teoriche, quindi proprio di studio del teatro italiano, o piuttosto delle tue esperienze ad esempio nella scuola Mm. nella scuola di drammaturgia, penso alla Paolo Eh, Grazia a Milano, o le tue esperienze che hai fatto proprio di assistenza alla regia a io ho Roma? portato personalmente ho portato la mia pratica e quindi ho portato una pratica dentro l'accademia, ma non potrei dire, cioè sarei troppo immodesto se dicessi che quindi la mia caratteristica sia unica, perché oggi, per fortuna, in ambito teatrale, l'accademia e la pratica sono molto legate a Lisbona, come piano piano anche in Italia e moltissimo in Francia, moltissimo in altri paesi, Inghilterra, paesi nordici, pratiche e accademie sono collegate. E il Portogallo è molto ricettivo rispetto a quello che arriva da fuori. È un'esigenza, anche per la sua storia, no? Di paese isolato, si apre tantissimo, sia al mondo anglosassone che al mondo francofono. L'Italia per loro, poi vabbè, dai, diciamo che c'è anche un amore per la Diciamo. lingua. Dai, quando parlo italiano, non in tutti i paesi accade, ma in Portogallo sono molto attratti dalla musicalità della lingua, quindi probabilmente anche il piacere di questa lingua così musicale che noi non sappiamo di avere, ma che forse lo è davvero. Grazie Massimo. Allora, ovviamente mi piacerebbe continuare questa chiacchierata, ma magari ci sarà un'altra occasione in cui puoi raccontarci un altro pezzettino Se della volete, tua con piacere, vita certo. da expat. Certo, volete. Grazie e a Grazie a te, presto. grazie a voi.